I morti non hanno pace, neanche quelli annegati il 3 ottobre al largo di Lampedusa. Una tragedia, il naufragio davanti all'isola dei Conigli che scosse l'opinione pubblica. Una delle date della memoria rimasta simbolo di sofferenza ma anche di speranza. Quel 3 ottobre 2013 a morire annegati sono stati in 366. Agrigento è stata tra le città che hanno accolto questi morti. L'allora sindaco Marco Zambuto ha deciso di seppellirne al cimitero di Pianogatto 86, un gesto di generosità che oggi viene ridiscusso. Proprio tra la società che gestisce questo cimitero e il comune di Agrigento c'è un contenzioso approdato oggi al TAR. Ed adesso l'impresa reclama i documenti che ricostruiscono il procedimento amministrativo in base a cui è stato disposto l'ordine di seppellire le 86 salme delle vittime del naufragio del 3 ottobre. Mentre lo ricordiamo è cronaca degli ultimi mesi, le bare dei morti recenti sono ancora in attesa di degna sepoltura. Adesso a rendere ancora più macabra e grottesca, ma anche spiacevole la vicenda, la discussione su dove nel 2013 sono stati seppelliti quei morti. Il problema nasce dal fatto che i migranti sono stati tumulati non nel campo di inumazione, che pare fosse in attesa di autorizzazioni, ma in diverse cappelle, producendo un conto salatissimo per il municipio, oltre 300.000 euro, che però non sono stati pagati. Così oggi l'impresa, dopo che gli uffici di Palazzo dei Giganti non hanno dato seguito alla richiesta formale, chiede al TAR di ordinare l'esibizione dei documenti sulla tumulazione delle 86 salme di migranti.